Sensibilizzare i giovani, promuovere la tutela della biodiversità e avvicinare la comunità locale alla ricerca scientifica. Sono questi i pilastri di Delfini in Scena, il nuovo progetto promosso dall'Associazione Meris Mediterraneo Ricerca e Sviluppo guidata dalla favarese Jessica Alessi, e realizzato grazie ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Evangelica Luterana in Italia. L'iniziativa prenderà vita lungo la costa agrigentina, coinvolgendo 80 studenti delle scuole secondarie della provincia in attività di monitoraggio dei delfini della specie tursiope, tra i simboli del Mediterraneo. Studenti saranno protagonisti della ricerca. Tra maggio e settembre 2025, i giovani partecipanti avranno la possibilità di affiancare i ricercatori durante 20 uscite in mare, contribuendo alla raccolta di dati utili alla conservazione della fauna marina. Ogni esperienza sarà preceduta da momenti formativi per approfondire i temi della biodiversità, delle tecniche di monitoraggio e del ruolo fondamentale della citizen science. L'obiettivo principale è duplice. Da un lato, sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della tutela del patrimonio naturale, dall'altro, raccogliere informazioni utili per proteggere una delle popolazioni di delfini costieri più significative del Mediterraneo. Secondo i dati raccolti da Meris, nella sola area di Agrigento sono stati identificati oltre 80 individui di tursiope, specie considerata vulnerabile e ancora oggi priva di adeguate misure di salvaguardia nella zona.